Buonasera a tutti, è lunedì 15 giugno, sono le ore 21 e benvenuti alla nostra solita puntata di 4 domande A, l'appuntamento serale della pagina Facebook Economia Forte e Futuro Migliore. Io sono Matteo Grigoli e questa sera abbiamo il piacere di avere con noi Tiziano Brusco e con lui parleremo della sua associazione Omnia Events and More e di molto altro. Buonasera Tiziano e benvenuto a 4 domande A. Buonasera a te e buonasera a tutti quanti quelli che sono presenti e che ascoltano questa nostra chiacchierata. Bene, cominciamo. E mi dispiace solo che non si sente benissimo, probabilmente anche per il maltempo che c'è fuori. Sarà. Contro il maltempo non possiamo farci nulla. Noi andiamo avanti con perseveranza. Non ti sento proprio. Perfetto. Mi senti? In questo momento ti sento molto male, mi dispiace. Allora io provo a farti la prima domanda. Chi è Tiziano Brusco e che cosa fa? Non ho capito cosa mi hai chiesto. La prima domanda era appunto chi è Tiziano Brusco e qual è la sua attività? Ok, io spero che tu mi senta. Sì, ti faccio il cenno. Okay. Va bene. Tiziano Brusco è una persona, spero, normale, ho 59 anni, sono architetto di formazione artistica, perché ho fatto il liceo artistico, poi ho fatto architettura, poi ho seguito degli studi di antropologia, di filosofia e mi sono occupato per tanti anni di azione, credo che sia il mio grande amore è l'arte, e mi sono, dicevo, occupato per tanti anni di architettura, 15 anni il direttore dei beni culturali ecclesiastici, poi ho fatto per 6 anni il direttore del museo diocesano e ora da due ho aperto questa nuova avventura che è Omnia Events and More, che non è altro che una società, una piccola società che di arte. L'anno importante che abbiamo fatto è stato un evento con gli architetti e gli ingegneri di Verona e non solo di Verona, insieme con degli architetti e ingegneri, dove ci siamo occupati proprio dell'architettura, anche perché ci siamo accorti che quando uno esce dall'università, però deve affrontare dei problemi specifici da un punto di vista architettonico, molto spesso si trova impreparato. Per cui abbiamo fatto un corso che è durato 6 mesi con grandi esperti dell'università e anche personaggi della provincia di Verona città, che sono venuti a tenere queste lezioni a quegli architetti che volevano partecipare. In questo modo potevano accedere anche ai crediti formativi. Ecco, questo è un po' Omnia. Omnia ha il desiderio di essere di arte e di cultura, insomma. Poi mi dicevano che sei anche con l'associazione Ezechiele, giusto? Sì, abbiamo 3 anni fa anche dato origine a questa associazione, Ezechiel. Il nome è un nome che in questo periodo del virus va poco bene, perché Ezechiel voleva essere un po' ripreso da Ezechiele 37, il profeta, che dice che a un certo punto ha una visione di un campo sterminato di ossa aride, di morti, però dal cielo lo spirito scende su queste ossa aride e comincia a ridare vita a queste ossa che cominciano a camminare di nuovo e a darsi da fare, un po' quello che speriamo tutti che avvenga anche in questo periodo di coronavirus. Ezechiele è un'associazione che annovera un centinaio di iscritti all'associazione e persone che
fanno esperienze, si ritrovano insieme a discutere, anche a visitare mostre, piuttosto che ascoltare concerti. Ecco, si occupa essenzialmente di arte, un po' quello che poi invece da un punto di vista lavorativo fa Omnia. E come avete conciliato questo periodo di tutto fermo con queste due attività, con queste due associazioni? Non ho capito, scusami. In questo periodo di tutto fermo, le due associazioni cosa hanno fatto, si sono fermate, cosa hanno programmato per riprendere la nuova attività? Come hai detto, si sono un po' fermate perché molte delle attività che appunto fanno sia l'associazione Ezechiel che Omnia sono attività che prevedono l'afflusso della gente e della gente attorno ad un tavolo oppure della gente all'interno di sale concerti o sale riunioni. Per cui in questo periodo abbiamo avuto dei problemi. E l'ultima attività che abbiamo fatto sono stati 3 concerti di musica classica con 3 soprani e abbiamo un po' giocato sul termine delle sirene, essendo 3 donne che cantavano, e abbiamo giocato sul fatto dell'incanto delle sirene proprio per dare la possibilità alla gente di avvicinare il canto, in questo caso al femminile, e poter anche incontrare dopo questi personaggi, queste cantanti, insomma, ecco, per cui poter anche discutere loro, parlare con loro. Questa è stata l'ultima attività che abbiamo fatto, perché poi appunto col coronavirus è stato bloccato tutto. Ora stiamo facendo alcuni progetti per quelle che saranno le attività che spero possano venire in autunno, settembre, non so, speriamo quando ci diranno che possiamo partire, insomma. Ecco. Quindi bisogna essere sempre pronti a portare cultura, distribuire cultura. Sì, questo sarebbe lo scopo, anche perché credo che oggi più di qualsiasi altro periodo, ma ci sia bisogno di cultura e ci sia bisogno soprattutto di far incontrare le persone con il bello, con quello che è il concetto di bello. Io mi ripeto spesso anche con le persone dell'associazione e faccio riferimento a quello che dicevano gli antichi greci, kalos kai agathos, buono e bello. I greci vedono la bontà e la bellezza come se fossero un tutt'uno. E credo che oggi un po' questo, vediamo l'assenza di questo, no? Perché c'è un po', il bello è venuto un po' meno, ma è venuto un po' meno anche ciò che era la bontà delle persone. Per cui il tentativo nostro è proprio quello di cercare di incontrare gente e fare con le persone possibili esperienza di bellezza e di bontà. Per quanto riguarda l'architettura, io sono architetto, come dicevo prima, e per tanti anni ho avuto la possibilità in ufficio di incontrare la non preparazione da parte di alcuni architetti, pur essendo bravissimi tecnici, la non preparazione nell'occuparsi di alcune architetture specifiche, come potevano essere ad esempio le architetture di stampo sacro, oppure le architetture di Fabris. Ecco, che non basta semplicemente essere capaci di far stare in piedi un edificio, occorre che l'edificio parli il suo linguaggio, quello per cui è stato costruito. Per cui una chiesa deve parlare il linguaggio del sacro, non può parlare semplicemente il linguaggio di uno spazio vuoto da riempire con della gente alla domenica. Ecco, dovrà portare le persone a vivere questa dimensione teatrale in maniera piena, in maniera bella. Ecco, per cui credo che sia importante che le persone si ritrovino
insieme, avendo un po' di vista, tutti non siamo tuttologi, insomma, ecco, è brutto il termine tuttologo, no? Quando uno pensa di saper già tutto da solo, insomma. Ecco, le università preparano ovviamente tutto, preparano ad essere capaci a usare dei mezzi, insomma. E appunto sul fatto che tu sei un architetto hai tirato fuori il discorso del bello. E sul libro ho trovato una frase che dice: un architetto, benché si serva di blocchi colossali e di pesanti pilastri, è il più raffinato degli artisti. Forse io penso che ora più che mai Verona avrebbe bisogno di architetti visionari per rilanciare l'immagine della nostra città. Cosa ne pensi? Sì, lo credo anch'io. Credo che troppo spesso abbiamo pensato che fare gli architetti, come fare gli ingegneri, come fare qualsiasi altro mestiere, basti semplicemente avere nelle mani quelle che sono la formazione appunto, all'università oppure in qualche altro luogo. L'architetto invece dovrebbe essere davvero la persona che è capace di mettere insieme tutti coloro che per costruire quell'edificio o per ridare vita ad un edificio antico che magari è stato dismesso, mette insieme tutte quelle realtà che solo possono creare qualcosa di buono, di bello, di vero, come dicevamo prima. Allora io penso, mi ricordo nei 15 anni che ho fatto il direttore dell'ufficio per i beni culturali, che il tentativo era proprio quello di dire, nel momento in cui tentiamo di costruire una chiesa o tentiamo di ridare vita ad una chiesa antica, dovrebbe essere messo attorno ad un tavolo, detto insieme all'artista, piuttosto che con il liturgista, piuttosto, cioè tutte le persone che in qualche modo possono contribuire a rendere. E allora però ci vuole un visionario, ci vuole uno che ha la visione d'insieme, una persona che riesca a capire qual è il punto d'arrivo per poter anche capire quali sono le persone che servono per costruire questa dimensione d'insieme. Insomma, ecco. Mi immagino la città di Barcellona se avesse avuto un tecnico comunale a cui non fossero piaciute le case di Gaudì. Quanti milioni di persone avrebbe perso di turisti la città di Barcellona? Scusami, non riesco a capire. Stavo dicendo che se il tecnico del comune di Barcellona avesse detto di no a Gaudì nel costruire le sue case visionarie, quanti turisti avrebbe perso la città di Barcellona? Capito. Mi senti? Non sento. Allora andiamo avanti. Mi dà tanto l'impressione che la nostra comunità, Verona e provincia, stia lentamente implodendo a Sì? causa del percorso che ha intrapreso di quello che si è sempre fatto così. Secondo te potrebbe servire un nuovo rinascimento per la nostra città e provincia? E quali sono i primi passi che si dovrebbero fare? Spero di aver capito bene quello che mi hai chiesto, ho capito un pezzo della domanda, ma tu dicevi che il del sì è sempre fatto così. Questo è uno degli si Esatto. possano fare. Quello di dire costruiamo, facciamo, diamoci da fare in questo modo perché si è sempre fatto così. Questo è il modo migliore per far morire la creatività, per far morire la voglia di cose belle, no? Parlavi di rinascimento, anche io credo che ci voglia un nuovo rinascimento. E è proprio da una situazione di disagio, è nato da una situazione di disagio, di povertà, di limite, per cui credo che anche noi in questo momento possiamo dare vita ad un nuovo rinascimento. Certo che ci vuole la voglia di fare questa cosa e soprattutto l'umiltà di riconoscere che non si è capaci di farlo da soli, ma che lo si deve fare insieme a coloro che con te hanno la voglia di costruire il bello,
con te hanno la voglia di costruire l'utile, ma l'utile che non è solamente la fruizione del bene, no? Perché sennò diventerebbe troppo poco. Ecco, è lo stare bene all'interno di un edificio. Io tempo fa sono stato chiamato all'interno di una grande ditta, di una grande app, per abbellire, diciamo così, quello che era la hall di questa ditta con delle mostre d'arte. Ed è stato bello l'esperienza, è bella perché continua ancora adesso questa esperienza, quella di all'interno di una fabbrica che normalmente tratta che è la logica oppure altri problemi di questo genere, vedere come il collocare delle opere d'arte, il mettere delle cose belle in periodi diversi, fa stare anche coloro che operano, lavorano in quello spazio. Per questo dico, è importante che il nuovo Rinascimento parta proprio dalla considerazione che tutti insieme possiamo farcela, che non è la velleità di uno, diciamo così, ma che è l'importanza del condividere, insomma, questa bellezza, questa idea. Ecco, siamo giunti anche questa sera alla conclusione di questo incontro, di queste 4 domande. Tiziano, io ti ringrazio vivamente per la tua disponibilità, mi scuso ancora con i nostri ascoltatori per il segnale disturbato, ma purtroppo la situazione meteo all'esterno qua non è delle migliori. E invito tutti ad seguirci anche nella serata di domani, e domani parleremo di turismo giovanile con il presidente nazionale italiano del CTG, Fabio Salandini. Io Tiziano ti rinnovo l'invito, magari ci sentiremo durante quest'estate per un'altra serata dove continueremo il nostro percorso per incentivare la voglia di bello nella nostra città. Ciao Tiziano e grazie ancora di tutto. Grazie a te Matteo, grazie mille e scusate anche a voi tutti quanti. Arrivederci. Buona serata a tutti.